questo è più importante, che si divertivano in campo, abbiamo dato minutaggio a chi ha giocato meno, anche a Deba ha fatto chiaramente, quindi per quello sono molto contento. Oggi hanno rispettato molto più la nostra struttura in attacco. L'unica cosa, magari il primo tempo, bastava fare un passaggio in più quando sono andati a sbattere, potevamo fare più mente. Tante cose hanno funzionato, è stata una bella partita, però possiamo dare di più, quindi penso che dovremmo concentrarci ancora di più sui piccoli dettagli, sia in attacco che in difesa, sulla disciplina. Oggi abbiamo corso più del solito e lo abbiamo sentito secondo me, quindi adesso magari riposare un pochino, però utilizzare queste settimane di pausa per alzare ancora un pochino l'asticella. Sì, beh, l'atteggiamento è stato sicuramente buono da parte di tutti, ma penso che anche a Padova avevamo un buon atteggiamento nella voglia di lottare. C'è stata meno confidenza nei nostri mezzi per attaccare e meno chiarezza nel piano di gioco da parte dei nostri giocatori. Invece oggi sicuramente più chiarezza, sapevamo come volevamo giocare, il campo ce l'ha permesso e quindi insomma siamo molto contenti, penso che ci siamo riscattati alla grande. Abbiamo mandato comunque un messaggio chiaro alle altre squadre che ci siamo ancora e non abbiamo la minima intenzione di fermarci. Tutti hanno toccato la palla, abbiamo fatto belle azioni, abbiamo corso avanti tre quarti, quindi non ci siamo magari basati sulle mole, sulla mischia e abbiamo cercato di spostare, siamo riusciti per la prima volta forse in modo molto efficace a stare comunque alti ma a riuscire a spostare la palla, quindi impegnare i giocatori al centro del campo e riuscire a utilizzare i corridori fuori. Quindi siamo contenti, abbiamo alzato la comunicazione, abbiamo lavorato tanto sulla comunicazione questa settimana, penso che si sia visto, sarebbe Milano, che sono in testa tra l'altro, facile.